Italia Nostra di Conegliano punta il dito sui problemi che interessano la morfologia del territorio. Sotto accusa questa volta alcuni lavori di sbancamento che stanno stravolgendo l'originaria morfologia di alcune colline vicine a Collalbrigo. Questi ed altri interventi antropici, secondo Italia Nostra, sono sempre più numerosi, vengono realizzati senza controlli e costituiscono un gravissimo pericolo per la sopravvivenza del paesaggio originale, sempre più brutalizzato e banalizzato. Le colline di Collalbrigo sono note infatti per le loro caratteristiche di natura aspra. I lavori le stanno rendendo simili a quelle romane, tendenzialmente. Insomma, è una notizia che potrebbe essere di oggi, in realtà è del 1990. Giorgio Cecchetto, buongiorno, benvenuto, viticoltore. Cosa dice di questa notizia degli sbancamenti degli anni 90 che sono praticamente identici a quelli odierni? Buongiorno a tutti intanto. Sì, sembrava un servizio fatto l'altro giorno, realizzato l'altro giorno, nulla è cambiato, mi viene da dire, no? Però purtroppo si continua ancora a fare questi errori, secondo me, di questi sbancamenti, spianamenti, dove invece il valore aggiunto del nostro territorio sono proprio la morfologia, queste colline con la loro ondulazione. Si dice sempre che il vino è imitabile, il territorio non lo è, per cui cerchiamo di preservare il territorio, perché quella è la nostra forza. I vini li fanno in tutte le parti del mondo, ma questo territorio unico che abbiamo noi, patrimonio dell'UNESCO, adesso da pochi mesi, è una cosa che non dobbiamo assolutamente toccare. Noi l'abbiamo convocata perché il tema che noi vogliamo affrontare, guardandolo con gli occhi del passato, è il tema del Prosecco. E lo spieghiamo perché. Perché c'è la polemica, Prosecco sì, Prosecco no, Prosecco inflazionato, Conegliano Valdobbiadene. Allora, giusto per partire sulla nostra riflessione, voglio proporre a lei e voglio proporre soprattutto ai nostri telespettatori un servizio del 12 settembre del 1986, quando a Valdobbiadene si apre, come sempre, la mostra del vino. Ma guardate come si intitola proprio la mostra, come si intitola la mostra. Villa dei Cedri di Valdobbiadene ospita da oggi la 24esima edizione della Mostra Nazionale dello Spumante. All'inaugurazione di stamane sono intervenute numerose autorità politiche, dal Presidente della Regione Veneto Carlo Bernini ad Alberto Rossi, Sottosegretario al Commercio Estero, e al parlamentare europeo Alfeo Mizzau. L'onorevole Rossi, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l'esigenza di puntare sulle produzioni di qualità. Negli ultimi 40 anni, ha invece detto Mizzau, c'è stata una rivoluzione di cui pochi si sono accorti. L'Italia ha conquistato i mercati mondiali con lo spumante, un prodotto alla pari per qualità con i vini francesi, mentre Sergio Giardini, presidente della manifestazione, ha osservato come lo spumante sia una grossa tradizione di Valdobbiadene, il risultato di applicazione intelligente, di conoscenze antiche, di economia collinare e di nuovo marketing. La produzione nazionale, che nell'86 si è attestata sui 200 milioni di bottiglie, sembra possa arrivare quest'anno a 240 milioni. Una produzione dunque in costante aumento, che si vuol collegare ad istituti di ricerca e promozione che ne garantiscano la qualità. Gli addetti ai lavori sostengono che siano ancora troppi coloro che spacciano vino di pessima qualità per spumante, andando così a distruggere una trasparente immagine che questo prodotto si è faticosamente conquistato. Alla manifestazione sono presenti un centinaio di espositori che propongono quasi 250 varietà di spumanti. Oltre alla gamma di quelli ottenuti con il metodo classico champenoise, ci saranno quelli ottenuti con il metodo Charmat nelle varietà tradizionali. La rassegna, nell'ambito della quale si svolgeranno giornalmente convegni, tavole rotonde e seminari su questioni connesse alla produzione e alla valorizzazione degli spumanti italiani, rimarrà aperta sino al 14 settembre. Non so se avete notato, ma non si parla di Prosecco. Spumante, metodo champagne champenoise, ma Prosecco non esiste. E siamo 1986. Sì, stranissimo e bellissimo anche questo filmato. Sì, Valdobbiadene era riconosciuta comunque all'epoca come patria dello spumante, assolutamente. Quasi ci si vergognava però dire Prosecco. Sì, Prosecco perché non era così come lo è oggi, dire Prosecco vuol dire bollicine. Una volta il Prosecco non era questo vino famosissimo, si parlava più magari della Franciacorta piuttosto che anche del Piemonte stesso, onestamente, come vino spumante. E dire Prosecco sembrava quasi un vino leggero, non di bassa gradazione, non di alto lignaggio. Vino dei Poareti?
Sì, più o meno. Invece sono cambiati i tempi assolutamente. Oggi invece Valdobbiadene, questa Villa dei Cedri, la località Valdobbiadene del Conegliano, è riconosciuta al mondo per lo spumante, perché oggi quando si parla di spumante si parla di prosecco, anzi voglio uno spumante, sottinteso che ti devono versare un prosecco. Questa è la forza che Valdobbiadene, il territorio, ha acquisito in tutti questi anni con grande sforzo e grande lavoro. Ecco, io adesso con il nostro Andrea Basso in regia volevo saltare l'inserto che era già previsto, Andrea, volevo andare allo 09 quando ci sono delle immagini di una cantina, adesso gliela faccio vedere perché sempre nel ragionamento del prosecco voglio farvi vedere, qui invece siamo alla cantina Ponte di Piave e qui la vendemmia prevede solo rossi, non so se vedete, tutti i trattori hanno solo uve a bacca rossa, anche qui prosecco non se ne vedeva proprio, cioè il fenomeno del prosecco nasce come? Visto che qui si va a Raboso, si va a Merlot, si va... Com'è che è cambiata sta cosa in 30 anni? Ma in 30 anni è cambiato, intanto... Guarda, tutti rossi. Tutti rossi, sì, ma insomma le terre del Piave quando andavi in giro ti dicevano dove si producono i rossi, il Raboso, i Merlot, eccetera. No? Adesso vai a vedere? No, adesso vai a vedere, è cominciata diciamo con gli anni, alla fine degli anni 80 con il Pinot Grigio e il Chardonnay, questi vitigni internazionali onestamente, quindi si spiantava un po' di uva bacca rossa per piantare questi vitigni internazionali. Vedo carri, l'anno scorso erano tutti bianchi e quelle cantine riempito le strade di prosecco quest'anno. Cos'è che ha funzionato? Ma secondo me si è seguito un po' dicevo, il discorso dei vitigni internazionali, quindi Pinot, Chardonnay, Pinot Grigio, eccetera. E poi pian piano c'è stato anche fino alla fine degli anni 90 dei grandi rossi, ma poi il prosecco, questa Valdobbiadene, dobbiamo dar merito, non dimenticarci mai che il prosecco esce da lì perché 40 anni fa qui da noi ce n'era veramente qualche raro vigneto di prosecco, non ce n'era. Lì questo fenomeno, cominciato a esportarlo, questo spumante che piaceva e poi è arrivato il momento giusto se ci pensiamo, perché si cercava una bollicina leggera, basta vini di alto grado, qualcosa di semplice, qualcosa di più semplice. Perché questi qui sono tutti vini molto corposi. Con gradazioni a fine anni 90 si facevano dei vini anche di alta gradazione perché andava di moda quello, no? E per cui ecco la cantina sociale di Ponte di Piave. Come non è più adesso. Non è più, come è cambiata. Esatto. E quindi tutto si vede che questi sono cambiamento... proprio i grezzi che abbiamo recuperato, gli originali di un Ponte di Piave che non è più proprio lo stesso. Guarda le file da dove cominciava. Mi viene da dire, sono passati 30 anni, nulla di nuovo, è cambiato solo il colore sui carri. Allora, torniamo un attimo in studio perché vediamo se ce la facciamo prima, mi pare di sì perché abbiamo qualche minuto prima di passare alla pubblicità. Invece volevo cambiare la cantina e giusto per far vedere che invece nella zona del Conegliano Valdobbiadene, proprio in centro del Conegliano Valdobbiadene, c'era già chi, come dire, imbottigliava bianco ed è un'inaugurazione del 1985, l'inserto lo 07 ed è subito dopo questo di Ponte, perché l'altra cantina vediamo se la riconosce, Giorgio Cecchetto, vediamo se la riconosce. E questa è Valdobbiadene? No, non è Valdobbiadene. Doveva riconoscere la collina di Solighetto alle spalle. Colli del Soligo. Esatto, questo è il giorno dell'inaugurazione della cantina Colli del Soligo. Vediamo se poi riconoscerà un po' di volti. Ma la cosa che mi ha colpito, la vedremo più avanti, è come veniva gestito quello che poi era il prosecco, che poi era lo spumante, che loro preparavano qui, i primi processi di spumatizzazione, immagino. Ma qui è meglio che parli il tecnico. Qui comincia a esserci, come dire, la lavorazione su autoclave, come funziona? Sì, il mondo delle bollicine si divide sostanzialmente in due, il metodo Charmat o Martinotti, quindi quello del prosecco, e il metodo classico, quello champenois, quello per dire dello champagne. Il prosecco, ecco qua la bottiglia, e ecco, mi fa piacere vedere questa bottiglia che ormai non esiste più, chiamata Renana, dove si faceva questo prosecco che era anche fermo, che oggi è sparito, o leggermente brioso, questo vino leggero di 10 gradi che si beveva in tutte le osterie proprio per la piacevolezza, la leggerezza che aveva. Oggi fa un po' fatica questo a decollare, oggi lo si conosce solo per lo spumante. Bellissime queste immagini. Questo è il presidente della cantina. Esatto. E quindi sono immagini veramente uniche perché qui siamo al
al cuore, cioè da qui secondo me nasce veramente il fenomeno prosecco, proprio da queste cantine e da questi cantinieri, perché poi questi sono quelli che conferivano il vino all'interno. Però la cosa che mi ha colpito è che qui cominciano a versare rossi. Cose impensabili secondo me adesso nella zona del Soligo, eppure qui versano rosso, perché facevano questo e anche quello. Esatto. Ecco, ma tornando a noi, allora, adesso io arrivo a bomba, poi andiamo di pubblicità. Andrea, se tu riesci ad andare un po' avanti con l'immagine, volevo far vedere ai nostri telespettatori, al nostro ospite, anche poi come venivano gestite le bottiglie del nascente prosecco, giusto per far vedere come è proprio cambiato anche la gestione, il packaging, come si dice adesso. Però, vedendo queste immagini e capendo quanta fatica, da dove veniamo, adesso andiamo a bomba, il termine prosecco così inflazionato da doverlo cancellare? Ma no, io vedendo questa immagine penso che dobbiamo molto a queste colline, a questi viticoltori che abbiamo visto in queste immagini, perché se noi oggi viviamo questo successo, ecco qua. Guarda come mettevano via il prosecco. Con che cura. Sì, ma cioè adesso ti fanno lo scatolone, le cose, le storie. Qui adesso era Conegliano e Valdobbiadene, sono le prime etichette di Conegliano e Valdobbiadene, quindi il fenomeno nasce qui. Nasce proprio da queste macchine qua e nasce nel 1900, qui siamo nel 1985 per la precisione. 1985, no, dico, dobbiamo dar merito a questi viticoltori eroici che hanno condotto questa viticoltura e hanno portato a noi questa ricchezza, dobbiamo sempre riconoscere, anche se oggi sui gabbioni, sulle ceste, qua vedo, sono cose da altri tempi, oggi sarebbe impossibile, impensabile. Sì, oggi sicuramente anche l'imbottigliamento veniva in più riprese. Non c'è la fascetta famosa, quindi non c'è la DOCG, siamo proprio tutto prima, tutto assolutamente. E qui siamo prima, queste sono immagini, la cantina non è neanche più così, fra l'altro è stata completamente rivoluzionata, però è sintomatico di un'epoca. Adesso noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, perché attenzione, la storia del vino non è fatta solo di queste immagini, ma è fatta anche di un momento che è il punto morto inferiore del nostro vino, che lo vedremo attraverso un servizio, ma dopo la pubblicità. Densa, più che bruna scurissima, una specie di color Clinto, tanto per chiamarlo così. In effetti chi da anni vive ai bordi del canale non aveva mai notato un fatto del genere e a metterci il naso dal canale fuoriusciva un intenso odore di vino. Sì, mia moglie si è accorta, ha sentito l'odore prima e poi... Di che cosa sapeva? Da vino. Proprio vino? Sì, sì. E per tutto il giorno è rimasto così? Sempre così. Questo canale nasce più avanti? Sì, più avanti. E va a finire al Piave. Si butta sul Piave? Sì. Secondo lei come mai qualcuno ha buttato il vino? Penso proprio di sì. Pare allora che stamane qualcuno abbia versato proprio del vino, forse vino al metanolo, chi lo sa, ma da una perlustrazione effettuata stamattina dai carabinieri di Ponte di Piave sembra che non si tratti di vino, ma di sostanze industriali che per noi equivalgono alla stessa cosa, visto che il risultato è lo stesso, cioè quello di scaricarsi nelle acque del Piave. L'odore del vino, comunque avete sentito, si sentiva, anche se per video è impossibile dimostrarlo. È un servizio di Giancarlo D'Agostino dell'ottobre 1986 ed era lo stesso anno in cui un giovane Giorgio Cecchetto decideva di non fare più l'enologo in cantina ma di mettersi in proprio, giusto? Sì, sì. Era questo scandalo che ha segnato l'Italia enologica, appunto scoppiato nel marzo del 1986. Questo è un anno orribile perché di lì poi al 26 di aprile c'è stato anche Chernobyl, la centrale di Chernobyl con questo grandissimo inquinamento radioattivo. E poi la mia storia enologica che si intreccia fortemente con questo anno, perché proprio a febbraio di quell'anno l'azienda dove lavoravo, io fresco enologo appena uscito dalla scuola enologica, dopo un anno e mezzo chiude per fallimento, quindi di lì a un mese scoppia il metanolo. Chernobyl sembrava, ho detto, predestinato, finisce male qui. Invece poi ho deciso proprio quell'anno di mettermi per conto mio e di intraprendere questa avventura enologica assieme logicamente ai miei familiari e tutto sommato... Ma che cosa è significato il vino al metanolo per chi lavorava il vino in quegli anni? Cioè, è stato uno stimolo per ricominciare? È stato
un repulisti un po' stile Prima Repubblica? Cosa è successo? No, è stato veramente qualcosa di gravissimo per l'enologia italiana, ma da lì siamo partiti. Se pensiamo che proprio in quegli anni il vino si faceva più o meno solo il 10% di vino a denominazione DOC e di OCG, il resto era tutto vino da tavola bianco, e subito dopo gli anni 86 sono cominciate le IGT, quindi l'IGT, per chi non è del l'indicazione geografica, quindi catalogare il vino con luogo d'origine, mettere il nome IGT marca trevigiana, indicazione geografica tipica marca trevigiana, quindi dare il luogo d'origine. Insomma, cominciare a dare le responsabilità ai territori. E ai territori, e questa è la cosa fondamentale, è stato uno spartiacque interessantissimo. Se pensiamo che il mondo del vino sembrava crollato in quell'anno perché non si esportava più, ma poi siamo ripartiti, abbiamo dato valore alle nostre produzioni. Ecco, come si è riusciti a ripartire a fronte di un mercato, soprattutto quello estero, che aveva assorbito il termine attenzione, il vino col metanolo? Tra l'altro il metanolo, ricordiamolo per la storia, serviva per riuscire ad avere i contributi europei, perché tu lo versavi il surplus di vino, perché veniva poi distillato, diventava alcol, e l'Europa ti dava di soldi. Io la ricordo così. Sì, era un po' così, sostanzialmente chi lo ha usato lo usava per aumentare la gradazione alcolica, già contenuto naturalmente l'alcol metilico nel vino in dosi bassissime, logicamente non fanno assolutamente male, ma qua aumentando e quindi mettendoci molto alcol metilico ha fatto male, perché provocava la cecità e altri danni. Quindi c'è stato un errore dove? In cantina? In cantina, ma questo un errore, ma guardate che è capitato anche in aziende locali, ma erano ignare, hanno comprato del vino da commercianti, ma ci sono stati pochissimi commercianti in giro per l'Italia che hanno messo dentro del metanolo. Non è che le aziende mettessero dentro quando andassero a comprare del metanolo, hanno queste poche aziende inquinato tutto il vino italiano, quindi, però c'è stato veramente un grande rilancio dopo il metanolo. L'Italia si è risollevata, ha cominciato a chiamare i loro vini col nome e cognome, come dicevo, luogo d'origine, dare valore aggiunto, perché se pensiamo che in quegli anni, da quegli anni in 30 anni è diminuita del 30% la nostra produzione di vino, si facevano 76 milioni di ettolitri, ora ne facciamo 48, ma il valore del prodotto è aumentato anche questo più del 30%, quindi ecco, valore alla nostra produzione con la qualità. Allora, proprio per questo volevo capire quanto ad esempio eventi come il Vinitaly a Verona o anche altri eventi abbiano contribuito a rilanciare il vino. Io lo spiego perché, perché nel frattempo noi vediamo l'insetto 05, perché anche a Treviso abbiamo cercato di fare il nostro Vinitaly, non so se lo sa. Adesso vi faccio vedere, è del 1983, quindi abbiamo un cecchetto che sta ancora studiando, e questo è Treviso Vino, primo 4 dicembre 1983, e mostra di vini a denominazione di origine controllata e indicazione geografica territoriale. Noi abbiamo cercato di creare il commercio, ecco, quanto eventi come questo comunque sono serviti per rilanciare il vino. In questo caso ovviamente è funzionato pochissimo, ma il Vinitaly continua a funzionare ed è un evento mondiale, insomma. Sì, io direi... Dobbiamo vedere l'immagine, questo è il prefetto Scivoletto, quindi sì, pensate un po' voi, tutta questa gente fa parte della storia, insomma, Marton, Brunetto, insomma. No, in primo luogo secondo me vanno ringraziate tutte le Proloco, perché è proprio del territorio che si parte per poi far grande un prodotto, e le Proloco hanno avuto un grandissimo ruolo, lo stanno avendo ancora oggi con queste mostre locali. Poi anche la Camera di Commercio si è adoperata per cercare di far conoscere le produzioni locali, perché guardate che se non ci fossero Camera di Commercio, Proloco, ma anche tante altre mostre che oggi ci sono a carattere anche nazionale, oggi Treviso è riconosciuta per la qualità, ma grazie anche alla scuola enologica di Conegliano. Ci dimentichiamo che siamo fortunatissimi in questo territorio, avendo la scuola che sforna centinaia di tecnici all'anno che vengono a cercarli da tutto il mondo, perché ogni cantina ha minimo 2 o 3 tecnici qua da noi. In giro per il mondo un tecnico segue 4-5 cantine, ed è per quello che anche c'è stato questo innalzamento, secondo me, qualitativo. Non dimentichiamoci che abbiamo avuto questa grande fortuna della scuola enologica e di tutto quello che è il volontariato per cercare queste rassegne, di valorizzarle, di chiamare la gente da fuori ad assaggiare i nostri prodotti, le nostre tipicità, e nello stesso tempo far vedere le zone di produzione. Vini del Piave, vini di Cantina La Marca, Rondò, non si vede Prosecco, non c'è verso, cioè qualsiasi nome, qualsiasi cosa, i rosé, molto i rossi, veramente sembra un altro mondo.
Ecco, qui ad esempio abbiamo una cantina che è un marchio storico, però anche qui non è che vedi campeggiare il termine prosecco, proprio non... Ecco, proprio per cui, ecco, finalmente abbiamo un'etichetta che parla di prosecco, però sembra quasi nascosto, poco conosciuto. Una rarità. Ecco, vedendo queste immagini qua, allora, la conclusione quale deve essere? Abbiamo fatto tanta fatica per ripartire da sotto zero, abbiamo fatto tanta fatica dopo gli errori fatti da alcune cantine, abbiamo fatto tanta fatica per cercare di valorizzare un prodotto. Ah no, tra l'altro, prima di chiudere, le faccio vedere un'altra cosa. L'inserto è lo 02, perché mi sono sempre chiesto come ci si inventava i nomi particolari. Adesso che si dice no, io non lo chiamo più Prosecco, lo chiamerò Valdobbiadene, lo chiamerò Far, lo chiamerò Terre Ars, lo chiamerò... però cercherò di promuovere un termine nuovo, perché il termine Prosecco è troppo inflazionato. Adesso vediamo lo 02, l'inserto, perché danno un nome a un vino che secondo me è sempre comunque Prosecco. Siamo nel 1982, si chiama Surly. Che cos'è il Surly? Il Surly è semplicemente il prosecco che invece di rifermentare in queste grandi autoclavi, in questi contenitori che tengono la pressione, rifermenta in bottiglia, quindi svolge quei pochi zuccheri che gli rimangono, li trasforma in alcol e anidride carbonica, quindi fa le bollicine, e poi si sedimentano questi lieviti sul fondo della bottiglia, e quindi c'è il vino col fondo, Surly, il vino col fondo, che ha avuto degli anni un po' più, diciamo, bassi, e oggi invece sta ritornando prepotentemente, perché ricorda la storia del prosecco, e ce ne sono di fatti molto bene. Però non ho visto etichette con la scritta Surly, cioè io vedo sempre scritta prosecco, magari col fondo, eccetera, però sempre prosecco. Sì. Allora, proprio per questo, qui ci mancano pochi minuti, qual è la considerazione finale? Dopo che abbiamo visto appunto il vino al metanolo, dopo che abbiamo visto il fatto che negli anni insomma si cercava di vendere lo spumante, ma il prosecco non se ne parla proprio, adesso siamo arrivati al fenomeno prosecco, abbiamo visto l'esplodere delle cantine, perché non so se avete notato anche durante la mostra del prosecco non è che ce ne fossero tantissime di cantine presenti, adesso invece ce n'è veramente un esercito. Ecco, qual è la considerazione? Allora, il prosecco è diventato così inflazionato che ormai è fuori moda, oppure dobbiamo difendere questo nome e magari, che ne so, ripensare anche la gestione del nome stesso, perché all'estero ci riconoscono per il prosecco o per il Surly? No, ci riconoscono sicuramente per il termine prosecco. Io capisco in questi giorni i colleghi amici di Valdobbiadene che c'è questa diatriba in atto. Sicuramente loro, che sono la storia, l'origine del prosecco, andando a vendere Valdobbiadene o Conegliano per il mondo, non riescono ad avere un appeal, perché il nome è prosecco. Però io dico una cosa, attenzione, loro sono l'origine di tutto, non devono aver paura. L'unica cosa che io farei, e raccomando a loro, di cercare di fare sempre più qualità, di creare quel gap tra quella che è la collina, il Conegliano Valdobbiadene, e quello che è quello della pianura, perché c'è differenza, molta differenza. Devono cercare veramente di farla diventare ancora più ampia e percettibile al consumatore, solo così potranno chiamarlo un giorno solo Valdobbiadene, eccetera, perché oggi come oggi è troppo vicina alla qualità, devono fare qualcosa di diverso, perché sono bravi quelli della pianura a interpretare, dicevo prima, l'enologia e tutti questi tecnici che ci sono, stanno facendo delle grandi cose che il mondo ci invidia, e la crescita dello spumante nel mondo è del 5%, non cresce solo il prosecco, attenzione, crescono tutti gli spumanti del mondo, forse per la forza, per la spinta che ha il prosecco, quindi gli altri non ci stanno a guardare, logicamente non ci fanno solo gli applausi, se possono farci lo sgambetto sono lì pronti a farci. Esatto, quindi la qualità, non perdiamo la qualità, e poi il territorio che abbiamo visto all'inizio, questo sbancamento, queste cose. Il valore aggiunto è il territorio, ricordiamoci, su un prodotto tipo questo, la gente che vi lavora, le persone che ci sono là, dobbiamo vendere quello, non solo la parola prosecco, dobbiamo vendere tutto quello che ci sta attorno, e qua secondo me devono ritornare quei giovani che ci sono oggi anche nelle colline, bravi nella comunicazione, perché oggi vanno bene le mostre sicuramente, ma c'è anche un altro mondo della comunicazione che sta facendo passi da gigante, che magari io non sono in grado di comunicare come fanno magari i giovani del giorno d'oggi. Appena trovo altre immagini di Raboso facciamo un'altra puntata, però parliamo dei vini del Piave, perché anche quello è un'altra storia, e non so se avete notato, ho invitato
un viticoltore della zona del Piave proprio per averlo come arbitro, visto che lui non è un prosecchista o proseccaro o comunque gestore di prosecco, ma è famoso dappertutto perché è chi ha salvato di fatto il raboso negli anni dell'espianto. Assolutamente, il raboso, ma soprattutto ci tengo a dire anche le forme di allevamento, che è un altro tema importantissimo, quindi i sistemi di allevamento che oggi, quelli tradizionali, stanno un po' sparendo. Anche questo è un segno identitario del territorio importantissimo. Preserviamo le bellussere, preserviamo le vecchie forme. Grazie a Giorgio Cecchetto, grazie a tutti voi per l'attenzione. Insomma, la prima puntata della nuova serie si conclude qui con un pensiero, con una riflessione proprio sul prosecco. Arrivederci a venerdì prossimo.